Perché dico che sul tema della definizione di sicurezza urbana finalmente, in parte questo è anche riconosciuto dall'intervento successivo, le stesse linee guida riconoscono la sicurezza urbana come concepita come autonoma e distinto dall'ordine pubblico, oggi, a differenza del passato e dalle interpretazioni giurisprudenziali che avevano accompagnato la Corte Costituzionale almeno fino al 2017 e che vedevano sostanzialmente la sicurezza urbana come una sottobranca dell'ordine pubblico e la sicurezza, come aveva definito ad esempio Baino come una sicurezza pubblica minore, oggi è sicuramente un bene distinto, al di là degli incisi che vedete in blu, che sono quelli in conversione, cioè che hanno posto maggiore attenzione anche agli aspetti socioculturali della definizione. Vedete che il concetto di sicurezza urbana è costruito su interventi di qualificazione del recupero delle aree dei siti più degradati, cioè non su problemi di ordine pubblico, ma di rigenerazione urbana, con gli aspetti che dicevo prima, richiamando alla norma CEN, da un'affermazione, a nostro avviso, iperbolica, cioè l'eliminazione del fattore di marginalità e di esclusione sociale, su cui non ho molto tempo per approfondirlo questo, davvero c'è un'assoluta incoerenza con il capo secondo della norma, perché se tu prevedi nella norma di legge, la legge 48, che uno degli obiettivi del concetto di sicurezza umana sia non il contenimento, l'eliminazione dei fattori di marginalità e di esclusione sociale, le misure operative che vengono previste dopo, daspo urbano, l'ordine di allontanamento, tutto possono fare, ammesso che siano efficaci, ma non certo eliminare i fattori di marginalità e di esclusione sociale. Per quello che dicevo in premessa, non c'è coerenza tra quella definizione e gli strumenti operativi. Prevenzione della criminalità, in particolare il tipo predatorio, qui si rientra anche, se volete, un livello di una dimensione di vicinanza, diciamo, di contiguità con l'ordine pubblico, la promozione del rispetto della legalità e l'affermazione di più elevati livelli di coesione sociale e convivenza civile. Quindi certamente stiamo parlando di un bene autonomo e distinto da quello dell'ordine pubblico, la cui come dire, sviluppo poi operatività pratica però richiederebbe certamente anche forti investimenti di welfare o di politiche sociali che nel capo secondo non sono previsti. Infatti il capo secondo della legge interviene sulla materia della sicurezza urbana prevalentemente attraverso l'introduzione di misure di sanzione amministrativa pecuniaria, l'adozione degli ordini di allontanamento e, in caso di recidiva, la possibilità da parte del questore, non del sindaco, di un divieto di accesso, cioè il cosiddetto daspo urbano, per un massimo di 6 mesi che può essere esteso da 2 a 5 anni per determinate fattispecie di reato. A mio avviso sono molto più simboliche che reali, ne dico una sola, quella sul daspo urbano, poi veramente chiudo. È nato come mutuazione di un'esperienza nata per le manifestazioni sportive applicata agli spazi pubblici. Ora, quello strumento, a mio avviso, ha un senso ed è eventualmente efficace nel garantire l'ordine pubblico durante alcune manifestazioni, in particolare durante le manifestazioni sportive, ma perché quelle manifestazioni sportive si svolgono in un luogo specifico, chiuso, per cui se io applico il DASPO in determinate ore di una giornata della settimana, posso molto più facilmente verificare che una o più persone non accedano a quello spazio o a spazi adiacenti. Ma nello spazio pubblico, cioè nelle nostre città, garantire in un tempo indeterminato che soprattutto figure che rimangono alla marginalità sociale, non delinquenti, non frequentino quello spazio pubblico, nella migliore delle ipotesi determinerà semplicemente quello che i criminologi definiscono l'effetto displacement, cioè la dislocazione del problema da una piazza all'altra, ve li ritrovate a 200 metri o a 300, come è stato il limite previsto nelle linee guida per l'attuazione della sicurezza urbana. Nella peggiore delle ipotesi, che però a mio avviso è anche quella più concreta, è che abbiamo semplicemente un'affermazione simbolica molto difficile da mantenere in applicazione.